Che dai tu? La socia! La socia! Ma perché vediamo a questa parte se può sapere? Ma che ti pare che sono mio suita? Che vuoi? Non sto vedendo che la freccia Perché? papà. Mi stanno facendo i topi. Si stanno finendo il mangiare pane e latte e via. Tanto la potessi non mai ufficio, via. Vuoi dire chi va all'asso sempre io ogni mattina, è vero? E un parlo mai, non dico mai niente. Una volta che i piccini stanno alla serie tu vedi come si stanno lamentando. I piccini, noi, continua a chiamare piccini. Va a finire. Io sono stanco come attrice con chi si interesse. Cari fuori dalla casa. Non ci voglio combattere più. Oh. Tu sbattista a te. A voce ma a bicicletta. E ora mi ha pedalato. Non hai che te fare. Bicicletta? Sì, signore. Vabbè. Perché io sono stanco di pedalare, voglio scendere in sta bicicletta. Non la farò più. E se manna la pista tu. La bicicletta. Ma dici tu, mannaggia. Sei disannata e senza cuore, no? Ma poi, che benedetta tua, Samuele? Se non ci sei di campo dietro, tu che cosa fai, E io dava speranza. A se lo fuori mi tengo vincia, solo peggio. Era sorpresa per tuo figlio. Sorpresa? Io? Che sorpresa è? Un rientro, Dimmi. posso parlare però. Posso parlare. Vabbè, muori, non mi interessa niente. Però ti raccomando, un combinare guai solo tu tua, Io ti stai dicendo. Una capitolina. Ma sa che mangia lei c'è da pazzare. Ha avuto che guai. Vabbè, non mi interessa niente. Muori, tenetelo che dico. Nemmeno una cosa, che tu sta basta come facciamo serenata. La presenza per mangiare, Cosa ma che tartaruga si sa sinistra, non solo mettere una fase. non sai che buona sta pensando. Allora senti che fare, a caso. Qualche 25-30 caprezzi sa sinistra. Qualche quante ne sai stina che da grande. Lucchina ne si pugge. Qualche lucchina e mezza chicchina e patate. E poi pigli 6 parigini più piccolini. E un po' concede per me Oh, sei parigina, 25 carrozzi di salsiccia, ma che avevamo leggermente i soldati? Oh, ma che cosa vuoi? Sai che cosa dice l'assistente sociale? Tutti i voti che vieni, io non faccio che dire. Mi raccomando, il mangiare ai bambini non ci deve mancare. No, spero qui vicini. Ti voglio a chiamare se noi se la stanno toccando. Scende a chiamare, non fare acquisto, non fare salto. Angelino! La doccia! Non si siete! Amore! Era buona, aria pago, ma penso tutti. Ma bellissima, era buona. Continuiamo la discussione. A costituente mette una rancina che via. E che sono adesso si come un bastone in scopa. E qui io, non state capendo perché ti voglio piccare fuori la mancanza. Che fa? Mi stoccate ma che la scuola sta chiudendo per me. Te pare a te, non tutto un portatore a scuola, ti Ma tu picchia via, era confuso. Papà, il secondo! Confuso puoi Io cerco un male. Finalmente sei mia. Ma il mio, ogni mattina se basta sta stuola, ogni giorno. Poi quando c'è mio marito, botta ne sa che c'è peggio è la situazione. Ma non posso tornare mio marito? Io vorreste sapere. Ma qual è sta sorpresa che avete per me? Sono proprio curiosa di sapere. Certo però, che alla recente che la mia adozione, mi hanno fatto vedere le succedette. Ma è leccato l'ogna, mi è leccato. È leccato... Cosa vuoi dire, Sena? Ancora, andiamo. Buongiorno. Buongiorno, cerco il signor Carmelo Passalacqua in casa. No, mio marito veramente non c'è
ora, perché c'ha da essere davanti suo marito. Però lei mi deve dare delle informazioni su suo figli. E me la va a dare, perché suo marito mi autorizzò a io sapere tutte cose. Tutte cose? Sì. Se lei poi non ci crede, picchia il telefono, ci telefono e si informa. No, io ci credo, c'è fiducia a chi dice mio marito. E dice che cosa vuole sapere faccio io. Ci dico subito, Si mi posso accomodare? Sì, subito, si assettasse. Allora, intanto vorrei sapere e vorrei capire come si chiamano. Vuole sapere come si chiamano i miei figli? Sì. Chi sa essere qualche giornalista che l'ha visto. Sicuro. Allora, cara dottoressa, un più grande si chiama Tatuccio, poi c'è un mezzano che si chiama Anciareno, poi c'è un più piccolo che si chiama Nicoleno. Ma tuo marito mi disse che erano lui. Mio marito ci disse lui perché lui sta in un punto alto. Un terzo non si sa come a finire. Ma non si sa per ogni afferire. Ma che fa un disse? Ma allora scusate, lei ha la storia dei miei figli una sa. Allora io non ho capito niente. Ci disse che io con suo marito non ci hai parlato, non l'hai visto. Allora ci appunto io. Ah, non è. Scrivesse. Stai scrivendo. Te a sapere, ma mi dicesse una cosa, ma non finisce nel binare. Guardasse. Indovinavo, penso. La storia dei miei figli, dicevo dei miei figli, perché veramente erano figli della mia cucina. Questa storia è assai complicata. Di sua cucina. Sì. Ma quale sua cucina? E allora perché la lei? Ora vengo e mi spiego, però lei mi fa un piacere, una di premura, giusto? A sapere che a me cucino, Gessomino, travagliava alla mia. La mia, la sua. No, la mia. La sua, capiva la sua. La mia, signore, che continua con questa messaggera. L'aria! Dai, non ci dici. Che sul bene, basta si chiara, mia sua. Allora, una notte, mentre Gessomino faceva il suo turno di travaglio, davanti a un cassonetto la munnizia, suona una buzzacchina di piccio. Telefonò a sua moglie e si disse da giustificare i suoi figli di tenersi pronti, perché appena arrivava ebrio aveva scappare il più lontano possibile, perché aveva trovato proprio la montagna di piccioli. Ma chi fortuna? Chi sei fortuna? Aspettasse per dire che fortuna, prima mi finisse di fare contare un discorso e poi vediamo se la fortuna non è fuori. Peggio. Per cucino finì, travagliato, arriva a casa, scignato tutta la cialacia, i valigie in tre mani, pacchi e pacchetieri, si mise un tamanno e se ne hanno messo l'autostrada. A quanto gli aveva già somino, non si sa, almeno a così non questa nella cucina. Si sa solo che mentre correvano, un italiano, un nepolino, niente fece, pigliò sta buzza e la voleva. Gessomino si girò per levare il cibo. Smannato, accomunato tutto e che la finire da zucchero poi da rail. Chi fabulante! E che successe? La tragedia, signora, la tragedia. Di tragedia. Di tragedia. La tragedia è la mia, dice già allora, Gessomino morì subito. Per cucina a sparina, meschina, 2 mesi di ricoverato ospedale e morì pure lui. Dato sul tempo di contare il punto che c'è stato. Hai cifrati? Che personaggio? Il frate, lui, Tatuccio e Angelino, sbattere la testa. Si romperono fra tutti e due facendo conto. 3 anni. Lui piede. Lo spazio è mio, lo anche, un bacino e tu fermo.
chi mi sta dicendo? Ma chi mi sta dicendo? Non sa. Un dottore mi disse. Signore fa parlare. Sono appassionata. Questa canzone ha un flusso bella via. Un dottore mi disse che avevo questa memoria. Sa immaginare, signora. Sa immaginare. Non ci riguardano più niente. Manco leggere e scrivere sanno più. Certe volte fanno cose che io stessa non capisco se sono fuori o se sono scemo. C'è tu, signora, c'è tu carezza di caina. Ma veramente? Però ancora non hai capito come cala di tuo E la mia madre perché siccome siamo i parenti più scitti della cucina, l'istituto non aveva a dire letteralmente che siamo senza figli e fecimo un bello acquisto. Ma ancora non mangi più una cosa. I figli di Giudietto. E cosa? Si sa solo che i cristiani che mettono in Cilene, come mettono allontanare con una buccia e tre spalle. Ha 10 anni così il cambio, ma non abbiamo saputo niente completamente. Ma cosa rifuorte, Cosa rifuorte? Mio marito meschino ha messo un muro sul cancato, però ancora non l'abbiamo trovato. E se si viene a queste lui, è perché aveva la testa odienzo. Odienzo? Devo dire i piccioli cavoli di Enzo. C'è proprio lei. Ma Gimia, che dai tu? Mi ne dire, hai un sacco di cose fare se nata. Dai, quando c'è suo marito. Non esiste una cosa. Dai. Domani spunta una giornata alla televisione. Ma mi facci su, fa uno giornata, se elementi giornata alla televisione. A divenne ci diveniamo tutt'altro. Chi sta bene, ti sa che sta dentro la mia casa, mi fa parlare più. E di televisione di giornale non ce ne fa. Ma cosa ne passa? Prima appena vede una mano, va a dare spiegazioni. Ma... Uè! Ditemi una cosa, ma che ci facete calcio? Ma a scuola? A me se ne può fuori, quella di mamma. E perché che facete? E tutti stavano che aveva belle cuosce. E lì tu ci disse che aveva belle... A me è buona, è buona. Ma insomma io sono tutto lui come che fai, si può dire avanti così. No, io sai, se continuiamo così, io e capace, e va a finire o cimitero o con la manicomio. Mamma, a quel pedito, un pedito scimunito, Sì, a finire di fare separare la mamma, a finire. Quanto sogno è? Ma sei io che mi puoi sempre, sei io che mi puoi sempre, provena chissà, o potevo morire con un conto, ma... Ancora che mi sta piacendo, Sì, non si dice una cosa, la pigliassi la pinna stamattina. Ah, me la tutti pure io! Ma poi passavo a scuola ancora, come le cacciate sceso? Mi sciegli, buttare fuori perché ci sono cose ma sai. Vale caro, ci ha insegnato ma l'educazione. Ma sei io che voglio sembrare malato da mamma! Aspetta, papà, te la faccio scrivere a te. La cosa inutile disse, un tanto di te a diciamo che sa che bella voce. E da tu non ti vedi bella, tu dici, non puoi mai dire. Ma io mi si dice da mocciolo, non che ci sono da mai! Questa maestra, non potevo fare vedere la casa c'è una mocciola da pulire. Buona! Senti,
già. L'assistente sociale dice che l'aiuta a reinserirsi nella società. Dai! Papà! Gli hai dato ciò? Volete dare la top bus? Io alla top bus volevo giocare, papà, alla top bus. Doveva cominciare una chiancia. E poi sto che a me non mi piace. Già sono stanco di quanto autobus poi tu stai in casa. Papà, va bene. papà, volevo giocare alla top bus, papà. Volevo giocare alla top bus, volevo giocare alla top bus. Leggelo tu. Per favore, che mi fai giocare, se no che tu non finisci Alla top bus, bene. Sì. Ma di qui sempre giocare, Ma di qui lo femmineggio tutte le quando non avete a Ah, ma non lo capo, papà, io volevo alla top bus. Ma perché alla top bus? Preparato, prima lo preparato. Prima lo preparato e poi pigliamo la top bus. Chi considera reale? Ora la top bus poveretto, Non vuol dire, devo dire, sì. Ma noi non duriamo a stare così, no? Non duriamo a stare così. Ma pure la tua che aspetto di ex. Perché ci fai? Anche occupato. Andiamo, dai, in arriva. Ammacciato. Prendete conto di c'è la 60 anni a boccata, so caffè. Papà, però un cuore di come scanto. Papà, ci dici a chi se lo può comprare la banda? Vogliamo più bello del mondo. Ammoniente. La mia fede ci casa tu con. Dai, bravo. Mi sono finito, dove? Che finito? Scusatemi, ma io che cosa faccio? Tu aspetta qua, da quando tu con io andiamo. Signore! Sei sotto una strada. Ancora, papà, senza corte. A così non hai da questa guardia diventando più forte di chi ti siete. Continua così. Stacci, ma ammoniente non c'è posto. Ce va. E qua. Audita, tu stai dentro a scendere. Amore, posta. Ma io guardai cacchiato. Aspetta, già. Siamo prima d'andiamo. Oh, che bella verbetta, quanto chissà che ci sono. Che buona chi? Buona. Lo può. C'è niente male, ma chi sono per scacci? C'è niente Ma ne può c'era così come il chino. Ma che fa? Ma sta diventando un scimonito con un Ma lei sta avendo una cerfusa. Audita! Se vi imbazza che siamo arrivati a salva! Andiamo! Ora tocchiamo! Marcellino, i controllori! Aspetta, che mamma mangiare su questo dopo. Tu vuoi che non te ne vai, ci sono meno avanti, non ce la fai. Se non la china, dai. Vai, puoi A stai già. proposito, mi lasciai in casa a vedere una piscina accicata. Mi fece un sacco di domande sulle
piccirino, ma non mi posso dire qui. Ma tu hai Non capito? già vieni. Va bene, più tardi. Ma consiglio un collega mio. Dici che ha un'agenzia matrimoniale. Agenzia matrimoniale? E come a fare un'agenzia matrimoniale? Guarda Caimelo, Maria, un mi dica se devi figli. Esattamente, perché poi è Ma come chi non consuale, quando vieni più tardi. Però non so come dici, non ti preoccupare. Oh, tu fornisci pure. Già, Io faccio questo. Scommessa che anzi ecco, poi ti faccio a bere. sul stanza. Sapia io. Buongiorno! Buongiorno, si vede al mattino. Appunto! Me lo vuole dire perché i ragazzi non sono andati a scuola? Intanto si calmasse, signora. I ragazzi a scuola c'è, solo che hanno mandato. Perché? Perché? Perché ci restano certe cose a maestra che io mi affronto, magari a ripetire, ma sfide. Chi la sa finire e ne mando. Maria, questa maestra è troppo suscettibile, la devo rimproverare personalmente. E voi, quando li rimandano a casa, mi dovete chiamare, che poi li riaccompagniamo insieme. Io ve lo sto dicendo, se continuate così, sono costretta a metterli in un istituto e a togliervi la patria potestà. Buono, si può tasse. Il marito voleva dire, buono fosse se ci accompagnasse lei a scuola ogni mattina. Ah, ora ci siamo. Dottoressa, posso fare una domanda? Prego, mi dica. No, mi dica. Lei è comune, fa solo l'assistente sociale, oppure diciamo così, fa qualche un'altra cosa? Io faccio tutto. Siccome siamo rimasti in pochi, ci dobbiamo arrangiare. Si figuri che posso pure sposare le coppie. Al municipio, si intende? Come voleva trovare? Allora diciamo così, se per caso io per esempio ne avessi il bisogno, la potessi chiamare? Già, un matrimonio si va. Dipende per chi, non ci sono problemi, non si preoccupi. Ora, se per favore mi chiamate il ragazzo, vi voglio vedere a che punto sono arrivati con l'apprendimento. Va bene, ora ci andiamo subito. Però io e mio marito mi stiamo chiarendo perché se ci siamo nuove, sa affronto. Sì, va bene, basta che... Angelo! Catoccio! Vieni qua! Forse voi non avete capito che a scuola vi dovete comportare bene! Ma come ve lo devo dire? Comunque, le tabelline che vi ho lasciato l'altra volta le avete imparate? Sai cose? Io ti darò lui, signor Angela, faccio come la imparare. Aspettiamo, frate. Aspettiamo. Che cazzo è? Non è. Aspetta. Sbagliamo. Cominciamo. Dicilla tu, dicilla. La tabellina è difficile, quindi è pigliare ciao. Va bene. 2 per 1. Ru. Bravo. 2 per 2. Ru. 2 per 3. Ru. E 2 per 4. Ru. E 2 per 5. Perché non trovo che sia un cimbolo? Ru. E 2 per 6. Ma perché ridi? Mica lo ammaiamo. Un nasale. Salvo io, signorina Ancella. Angela, ragazzi, mi chiamo Angela! Scusi, signorina Ancella. Lo dico io, giusto? 2 per 1. Sì. Scusate, non voglio così. 2 per 5. Invece 2 per 4. 6. Ma per favore, questa è l'addizione! Ma è possibile che in 10 anni di scuola elementare ancora non sapete la tabellina del 2? Ti darò un risaccio. Oh, me l'avete sbattuta proprio forte questa testa! Però io sono più bravo nella poesia. Sentiamone una. Ci dico prima
non so come che spesso, perché io non so la musica con la musica, quello che gioca spesso. Si concentra. L'albero a cui tendevi la pargoletta ma non era un melogramma, era non ci riuscirà! Io sono ancora nata! Io sono ancora nata! Ma tutti i padroni Mamma, non ci crederai! Promossi! La signorina Angela non disse che non potuto morire all'università. È merito mio, faltavi che posso studiare io, cangiare così. Ora è che vieni da Lince e che tu continuare a studiare, a studiare? Ma quale studiare? A studiare? Io che a giocare con i miei scavagliette qua, mettiamo la scala e fuori che a giocare. All'inizio invece che attaccare. Ti scavagliette! Vediamo gli scavagli su Pompeo! Ci possiamo vedere di presenza. Ma immaginavo un po' diciamo più piccarino presenza. Vediamo che cosa mi fa, magari mi mettono un allievo, la sua presenza. Allora, prima di tutto vi vorrei presentare, visto che oggi non l'ho fatto e quindi mi sembra anche giusto. Allora, io mi chiamo Rosa Chiaroscuro Carretto. Per tutti basta soltanto Rosa, va bene. E sono la titolare dell'agenzia matrimoniale sui fatti vostri. Quello nuovo chiaro, è una garanzia tua. Infatti no. E infatti, io non organizzo soltanto matrimoni, no. Allora io organizzo fuitini, zittamienti, lassatini e appuntamenti. Non ci manca niente. Non c'è per chi sappiamo. Adesso che è brava e fa pure sparagnare. Lo so, grazie. Io sono molto conosciuta in Palermo. Sì, molto conosciuta. Comunque, che faccio? Accomodiamo, che discutiamo di alcune cose che ci riguardano. Sì, ci vanno via. E allora, io la situazione che fa per voi ce l'ho qui. Io dovete sapere che io sono una persona che lavora esclusivamente con gente facoltosa. Io faccio gli uncidi, i ricchi. E allora si interessa a me. Se ne può dire non ne viene, perché qua proprio lei una cosa fare. Purtroppo, signora Rosa, mai per ora
non navighiamo in buone acque. Di quando pagavano a chi se lui carino, sapete quanto ne gustano. Ma perché pure un altro accompagnamento? Accompagnamento. Ogni anno facciamo una domanda. Su a ogni volta che vedo quelli di controllo, chi se lui si trasforma, altrimenti non lo lancia via. E questo dottore mi dice che stanno migliorando, si vanno riprendendo e non erano niente. Quando dopo si fanno nella nostra conferenza, stanno affrontando pure la regina. A conferenza mettiamo relato, ma per solo escurso, ma mi sta preoccupare. Capi buaci ci penso io. E chi capaci siete povere, a me non mi interessa niente. Tanto una mattina tutto. Fino a io non lo matrimonio, non la sapere nulla. Ma chi vuole dire, signora? Ora lo spiego. Tagliate chi c'è. Io ci vedo, ma volessi sapere che sono arabe. Sti ragazzi non sono arabi, sono palermitani. E perché non sono fino a casa? Perché sono di rara bellezza e sto padre e sto madre non li vogliono fare venire prima, li vogliono fare venire solo di presenza. Ma così? Una cosa, quando ci avesse mangiare, no? Non mi gusta tutto questo. Ma intanto poi ne parliamo di questo discorso. A sto minuto non ne riguarda questo discorso. Ma perché? Perché questo non è un momento giusto. Allora registrerei che cosa mi fare. Le discorso. Però io per dire una cosa, è vero con me questo minuto. Però travaglio e travaglio. Esatto. Travaglio e travaglio. E avete ragione lei. Posso solo usare? Diciamo pure che io per organizzare queste discussioni, per incucchiare queste discussioni, solitamente mi piglio 100.000 euro. Tranquilla signora, Tranquilla, signora. ma siccome la vostra situazione è anziché tancicciata, è anziché complicata, io non so fare lo conta prima. C'è per 18, c'è per 7, 21, c'è per 12. 4.000 euro? State contenti? Sì, sono felice. Certo che se avessi fatto 5.000 euro avessi stato ancora più contenta. Pieno per me. Stiamo ascoltando un teatro la contentissima. È un'altra cosa di cui la vita deve fare un matrimonio. Travaglio e travaglio. Siccome questa famiglia è molto ricca, e vi dico una cosa, eventualmente, quando vengono sti cristiani, quasi poi la vita allargare le ricchezze. No, la vita allargare quando vengono sti cristiani. Ci avete fatto capire che a me di che sai? Ma questo è buono, sì. Nada. Ma li avvicinate, perché chi sono risposto? E qual è allora? Comunque, ora oggi diamo una legge, che io la chiamo a questi cristiani che sono cassuti. Però ci dico una cosa, i cristiani sono cassuti, ma i picciotti non ci sono, perché prima vogliono conoscere a tutte loro. Va bene? C'è una cosa, Cose complicate che mi fare. ancora ci ha domandato una cosa. Ma queste cose la faccio? Giuristi sono ricchi sfondati, e poi c'è la vita allargata, c'è da fare credere che proprio navigate nell'oro. Li potevano venire a chiamare a questi cristiani. Però io ci dicessi un'altra cosa. È meglio che prima che uscire le mie figlie. Io signora Monini Perché un giudice tu risposta ai miei figli. Ma spiacere. ci spiego io. È buono. Ti chiamo da Ringia, ci spiego i suoi figli, chiamati i cristiani che sono cassuti. Vabbè, si calma, Va bene, mi raccomando. Prima voglio conoscere al Va bene, va bene. Ma avanti che siamo complicate. Probabilmente fosse anche se lui viveva in avanzi, viveva alla casa,
La piazza la metà a fare, me la metà a fare giocare a Neputino, poi ci devono giocare, io che mi fai riccia, e non faccio maritare con un nudo, e già con me, come già comando, tutta la valigia, tutto qua, una piazza sola. Dai me, però io ti dico una cosa, ma qui da aprire le vecchie prima ne conosciamo già le nuove, e poi si vede. Sono liti su di sua figlia. Immagini io. Possiamo dire. Lei è troppo buona, signora. Comunque le sue parole mi confortano. Casunno, mi raccomando, ricordate un discorso che mi sento allargare. Si dà allargare. Dai. Amonissimo. Come sogna così? Così, hai 60 prima. Prego, signori, accomodatevi. Mi posso presentare? Sono Filippa la bella da signorina e la brutta da sposata. E lei? Io sono una sconzata la signorina. E basterà per la sposata. Piacere. Piacere. Raffaele la brutta, la signorino, e Raffaele la brutta la sposata. Piacere, che in me lo passa l'acqua. No, quei te mi chiamano un 101. E perché lo chiamano 101? Niente, è perché il signore si interessa di trasporti, è un pezzo grosso dell'ama. E lei invece di che cosa si occupa? Io? Sai bene che mi occupo. Io mi occupo di eredità che mi la somma basica, assai, ma assai. Meglio così. Io giurista a mio marito che stavolta abbiamo finito a mani buone. Sì, e io giurisse pure a mia moglie che la signora Rosa ne potevamo fedare. Ma una cosa, oggi invece che ci voglio fare? Noi oggi ci occupiamo di palazzi. In che senso? Ne occupiamo dei palazzi. In che senso? Noi facciamo palazzi. Senza cavappennite, ma noi oggi di picciole le commigliamo. E da visto che siamo qua, cerchiamo per i nostri figli, famiglia nostra guidata. E mi pare che siamo al posto giusto qua. Oddio, capitale di niente, tranquille. E noi siamo contenti, è vero? Perché ci hanno stato gente che non hanno voluto pigliare Pippissa, dicendo di essere ricca e invece non hanno avuto manco una lira. Ma cosa le fa? Io sono di parere, signora mia, che c'è chi che non insegnare, o se io la sa Li facciamo vedere. Gliene pensate? Possiamo chiamare? Sì. Voi avete visto già le fotografie? Cosa Sì, è? tutto a posto. Dicevo, Io non avessi avete incrociato, anche perché mi passa strano che mettono nelle fotografie uno dei suoi avanzi. È un verissimo buono, è vero? No, Ma noi facciamo apposta per far vivere i vizi dei nostri figli. Caso così piede, specialmente a grande, a mera, la visto dire veramente. Come immaginate che amica su Ellen fosse tanto bene? ma che nasce da Dalla si che chiamaste con Pamela e su Ellen? Che c'entra? Mio padre, quello che ci ha lasciato l'azienda dei palazzi, l'impresa,
Era fissato che te film d'Italia. Sì, ma vedi che cose. E ci dice pure la promessa, che avremo un figlio maschio, che se nasciuto. Cioè, che se succede? Cristiani che spizzica via. Certo che ha un nome bellissimo, complimenti Piero. I miei figli invece hanno un nome più terra-terra, semplice. Uno si chiama Tatoccio e l'altro si chiama Angelino. Vabbè, signora Rosuccia, il nome, non hanno quittanza, ma chi travaglio fanno? Ah, il travaglio i nostri figli aiutano a me a puntare il picciolo nell'età. La stai, ma io non posso fare Basta, andiamo a pigliare i nostri figli e torniamo, va bene? Signora Rosa, lei scende con noi? Sì, scendo con voi così discutiamo quel discorso che mi interessa. Va bene, andiamo, arrivederci. Scusa, vista l'occasione, quando ritorniamo, vai potremo buttare un dolcino. Poi siamo con la finire. No, ma quello mai. Stai tutti i dolci che fuori. Vabbè, allora ora veniamo, ritorniamo, va bene? A più tardi. Ma un socio, mica avete 50 euro fissati. Non fate un dimanuto dolcino, ma non c'è funzione. Sì, arrivederci. Ma che buono, vedi che sono tanti ricchi che hanno scusi che si ma che tu non vuoi. Alcuni articoli ci ho portato nella mia Buongiorno signora. Sì, pure mio, grazie. Come sta? Grazie signora, ma se poi signor Santo questa scala. Maresca, che fa? Ma faccio un po' di caffè su figlia. Ci accetto volentieri signora. Per raccomando, lo cucchiaino di zucchero come chiamare, grazie. Ora ma come finire con Napoleone? Avete ma più abbiamo notizie. Tu non ti emozioni, io sono venuto apposta a darti una buona notizia. Ho saputo poco ora che hanno visto in Sicilia un ragazzo che somiglia a Nicolino. Ma che mi sta dicendo? Ma vero lì? E anni mi stanno a montare, ma più, ma più. C'ha 10 anni, tu sbattendo a destra e a sinistra. Adesso è un demato. C'è poi toccato, poi ti apporta, che l'ha visto, non c'è più uno chi. Non lo so per queste cose, non lo so, però devi stare tranquillo, io ti prometto che prima che me ne vado in pensione, io tu trovo a Nicolino, stai tranquillo. Stai tranquillo. Nessuna cosa. Non sapevi fatto il suo. A lei quanto ci manca di dire questo? Certo, se il professore Monti, un cane da lì, ha 15 anni, va? Diciamo. Una cosa, è così. Ma sanno le pigliare, sono sempre, insomma, tranquillo. Stanno facendo un matto, sta dicendo Lo saccio, dicendo pazzo. Bisogna ritrovare profili maniera, tanto ormai il canno per l'auto, capisci? Allora trovare come non si sta masturbato pure. Ci stavo pensando. Vero? Tranquillo. Sono contento per te, per la tua famiglia, per me. No, sono contentissimo, sono contentissimo. Ma Ah, finiti Luca e un pallone! I nostri Avanti da, come vedete tu. prima guarda. Ah,
Ciao Davide! Chissà perché qui. State perché qui è caso che non sa mai. Ma sei confondo tu. Grazie, Ah, ti faccio ancora. Mica tu capo. Guarda, Che senti sicuro? Ma che c'è messo? Zucchero c'è messo. Madre che qualcuno un pescaggio imparato, li sei nata. tienete lontane, a cosa ti si a fare un spento, Disgraziato e consuma casato. Come fare? ma è cosa? Faremi cose serie. oh, appena negli film non ci fare parabbe la mamma, a ma fare di tagliare il sito, capisci? Ne buttiamo da lì a volette, quante facciamo che... Chi sono anche tarata? Caro consuocero, eccoci di nuovo qua. Vediamo 49 e 50. Finalmente è arrivato il momento di presentarvi le nostre bambolette. Questa è Suelen, la più piccola. Sono onoratissime conoscervi, signore Pasqualino. Passa, cominciamo, passa là. Acqua, vino, sempre liquidi su. E questa è la mia figlia più grande, guardate, mio amore. Io sogno Pamela Ricciolo d'Oro e sono qui a raffarmi da uno dei vostri figli. Le cose giuste, guarda. Ora invece è arrivato il momento di conoscere i vostri figlioli. Un minuto. Che si stanno canciando, ora rientro. Accomodate.
una cosa, vedendo se guarda è buono. Ma su Ellen usavo questo negre un mese Oh, si è già una cosa, carita! Oh, si marita proprio a mela! Oh, caldo, tu sul discorso non se ne fa niente! Sono stata chiara! Non facevo un discorsione lunga. Penso oggi in ogni modo ma concludo. Anche perché mi pigliamo mela che fuori c'è la fila, vedete che è Viste, invece lei ho cancellato in sanzione, va bene? E ora non ne potuto morire. Ma chi è? Non ne potuto morire? Non ne potrà morire! Vabbè, non ne potuto morire. Mi facessimo io, questo non è piaciuto, mi facessimo io, io non voglio sapere neanche, volete tutte le uova a Pamela, se la va a picchiare. Vai, senza parlare. Non ti preoccupare, che a me poi le piccine si mettono una cuoia, vieni, no? Vieni. Tu sapi che parti la copertina! E nel caso un tapicchietto tu mi dai cagna da bocca al nostro cane tutti i modi cari a picchiare. Tutti ti faccio dare. Io no, tu sì! No, io sì, io no, tu sì, io no, tu sì. Io no, tu sì! Io no, Oh, Vai, si fa, finita. e cosa la papà? Io non so vuoi. Se venne tutto lui da nera, Io ho città nel caso. Io ho città nel caso. sono mafio, sono proprio solo avete da fare sta cazzo. Avete da fare sta cazzo, farete giocare a Nemolino. Perché se non giocare a Nemolino. Chi sai Attento non vai. Avete talento, forse con mafia non c'è con mangiare. Io sono stata, vado in mezz'oretta e vengo a festatina. Perché sta puttana c'ha qui sopra, c'ha! Ah, chi la Oh, tipo una cosa. Nella picchiata tu, dico, sai se no, sai, non ti picchia a me che come noi. Ti picchio un guattacolore e ti rompo tutti i colori. No, E poi, ci dico a scuola, sai che ci dico? Lo sapevi? Che ancora mi fa tutto un togliere. No! Ma va tutti, non ti illusioni che non tanto te prego, giurino! Chiamare l'aria che da dopo! Quando sono avanti, io avanti per A da pigliare di chi da sta? No, io non ce l'ho, la faccio. No, la faccio tu. Oh, Quale è digital? vai. Mia! Sì, a te di strada. Oh, per favore. E chi su vuoi? Tanto lo devo andare. Oh, allora! Accomodi. Buongiorno. Buongiorno a dire! Buongiorno. No, Buongiorno, il furbo. no! Veramente è girato e paladona per cercare in lettera e ancora un intro. E noi che ci siamo da tutto questo? Ma poi scusa, ma almeno come ti chiami? Non me ne vuoi. Non me ne vuoi. Ma dimmi una cosa, fai cosa di chi fai business? Non me ne vuoi. Non se ne vuoi da Non niente. me ne vuoi. Ma non potete sbattuta la chiesa! Ma non devo vedere, ma qui! Anche a me a voce è meglio che te ne vado a tornare perché cavolo di che comparsa siamo finiti i problemi. Quindi poi te ne già vuoto, capisci? Per me qui. Non me dire, come avere giochi a menare. Che da sto tono! Che faccio per dire? Ma che te vuoi tu? Oh! Andiamo! Vabbè, me ne vai. Oh, poi stai! No, non mi stanno. Arrivederci. Ah,
giravano i quartieri. Oh, ancora bussò uno, caccia che gli scava suo fratello, ma non è oh, ma non è cagnata! Era sì! Punzano un testo, lo vediamo come tutto quanto. Era vostro fratello! Nicolino! 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 Ascolta! Nicolino! Infame però, infame. E lei, ma tu li potieri così, apri io e ne commangiano, si vede l'assistenza sociale su parte Stato. La prossima va qui, Papà, avete a vedere che era chi lo dai in mercato, a boccavo e te. devo fare fuori. Tu non dovessi fare uscire da me, eh? Papà, voi stai con l'aiuto l'hai detto fuori, oh, stiamo chiamando, stiamo chiamando. Allora mi hai visto? A Pamela la brutta, la manetta. No, manco se muoio. A proposito, vedi che amica nostra ma si va a vedere a parlare con me, perché c'è sua figlia Pamela, caro io e ne che chiance, è colpa vostra! Ah, per sua, mamma, è Mia, a cui pedite che lade. Ma come fa? Anche qui ho posso fare un paese a chi se non mi voluto maritare. Ma insomma, io dico una cosa, ma perché un po' del contratto era così? Io passo di uno. Io mangio e poi c'è Non ti preoccupare per me, non ti preoccupare, poi i piccini mi fanno contenti, si mettono una cuoia con la figlia la Pamela, piena mangia, ma poi dico io. Sempre una femmina, citto, non sarà pietra come mia, ma anche di cane. Vita sarà, portatene da rinda, subito, tu che vivi. Vi la devi moneta ninja, la moneta Uscitele! Cabra valle sciopina. Ancora! Un minuto che stai venendo! Buongiorno, signora la brutta! Buongiorno! Buongiorno niente! Cani! Ma già, che cosa è venuto? Che ci succede? Ah, sparti fa finta di niente! Penso a mia figlia, che è un fiore! Ci dissero che è l'aria, è un amore! E lei fa finta di niente! Cosa è fuori, va? Cosa è fuori? E allora sapete che ci dico, signora mia? Visto che sua figlia è un fiore, ci metti a dichiarare ogni tanto una sciopera, perché mi pare che cosa ti chiamello appassionato! Lei invece e suo figlio, ci avete sentito di fare educazione, sapete? Perché tu fai stati senza dignità!
Papà! Figlio ma picchia il suelo, non ma picchia il suelo! No, ma picchio! Martino, la succia. Ma che non ti dà tu padre di piccini, te ne non Mamonino, tanto ci telefono che non sa chiamare, sono voltoni, i picciuttietti tu sopra, mi faccia chiamare. Guardate come si può separarti. Lo assano sbatto. La c'ho uscita. Ah, il cellulare sta di fare credito. Non fermiamo pure uno sul telefono, un telefonino. Facesse poco. Pronto? Potete chiamare? Potete chiamare? Sì, lei con le ragazze, sì, tutto a posto. Ok. Oh, mi dite che stanno a chiamare. Mi raccomando senza fare scherzi tutto noi, mettimi in macchina tutto noi. Mi raccomando. Ti sta picchiando a Pamela bruttona! Ma lui è l'aria! È bellissima, che dico? La che bellissima! Vedi chi sto uccidendo? Oh, che piacere vedere Pietro! Ma chi sta sempre qui? Ero con socio, ho detto lo champagne, ma con tutti i che di credito, una un picchiotto. Che cavazzo! Ma i 50 euro di Che fa babbeate? Fare una certi se ne scusi, ma cosa sono a fare? E poi, i nostri figli si stanno maritando. Chi tu che tu è mio, e chi tu che è mio, è quello mio. Ma chi pensate si tu lasciamo solo i picciotta, così che si conoscono, non si chiamate. Allora, non capisco. Abbiamo chiamato a andare. Senti, io mi sto messo per nuovo. Santo, mamma! Ma chi te farà bene? Giusto, hai un'affermazione nei gengili, ho tutte messe cammino. Ma dica! Oh! Ma detto una cosa tu! Ma quando non mi ha detto mai sei sempre questa cosa? Oh! Vicky, che fate ne spiace? Vedi, hai ancora non hai caputo niente, vedi che non è che queste cose e interrompo qua, io sono niposo. Dica! Dica io alla musica, un ci rinuncio, lo capisci? Non hai caputo niente, a casa comando io comando, te la levare. Io comando. Angelozzo, Maria. Io ti voglio a destino come tuo frate, Maria. Tu con mia fare... Lascia così! Sei a così ti vuoi, soprattutto in Torino. Papà, io ti ho detto mamma! Sì,
strizza, mi sa fallo guardare con noi. Con noi, Gio, mi raccomando, tanto raccomando, tutta la valigia però è giusto. Sempre male, che è? Ma che cos'è questa novità, si può sapere? C'era così, già si... Ma come noi? Non faccia finta di niente. Lei sa di cosa parlo. Io non posso assolutamente sposare i suoi figli. Ma perché che hanno i miei figli con secondo marito? I suoi figli non ci stanno con la testa. Non sono abili al matrimonio. Ancora non sono coerenti. Dottoressa, a vede, mi sta facendo fare lei a me, veramente. In ogni modo, i miei figli sanno andare. Siccome nel mio ufficio ci sono solo io che faccio matrimoni, quindi niente da fare. Anzi, mi chiami i ragazzi che gli devo parlare. Sempre da lei accettato, diciamo così, io a lei se offro 200 euro, lei che dice? Scusi, ma mi faccia capire, ma lei mi vuole corrompere? Offrire 100 euro, ma cose da pazzi, ma si vergogni! Guardi che noi impiegati pubblici non ci facciamo corrompere con queste mesche. Noi siamo gente seria! Ma io invece di 100 euro, sempre che lei accetta, invece di 100 euro ce ne offriste 500. 500 euro! Ma allora continua! Ma è sicura di quello che sta dicendo? Sicurissimo! Allora vado a prendere i documenti per sposarli, pagamento anticipato, grazie. Maresciallo! Buongiorno. D'accordo, maresciallo. Che siamo per piacere? No, l'assistente sociale dei miei figli. Se squidò una cosa hai A me, forse ci siamo. Che mi sta dicendo, maresciallo? Ma io mamma mi sta dando un Che mi sta dicendo? Ci siamo? Però non ti devi emozionare. Hanno trovato a Cefalù un ragazzo che somiglia a Nacolino. Ma non facete per morire, non è. Ma questo a Cefalù, che sia? Però una pattuglia, la sta portando in casello. Appena qualche cosa, lo faccio sapere su. Grazie, maresciallo. Mi siamo andati a pittorare, maresciallo. È andata a pittorare. Non lo so, come mai? Ma come mai sei così vestito elegante? Sembra un pupetto, ma che stato di matrimonio? Stanno guardando i miei figli. Vabbè, ma questo non siamo! Le cose quando sono buone, si fanno sopra. Ma che? Ma guarda, non mi c'è di schiena. Ah, mi picchio pure, ma sono È stato contentissimo. un amore a prima vista. Ma oggi si sposa, ma sono contentissimo. Vabbè, io ora me ne vado perché aspetto la macchina, va bene? Auguri, appena ho notizie, in qualunque momento io vengo e tu venga giù subito, Carmelo. Va bene, augurone Carmelo, anche per tuoi figli. Ciao Carmelo, ciao, ciao, ciao. Maresciallo, sei un po' suo, maresciallo. Vabbè, oggi che maresciallo. Generale da essere a fare. Grazie Carmelo, grazie. C'è favore e forse non stanno guidando, maresciallo. Rende conto, lo succia, vuoi dire che era un messaggio, che siamo ricchi sfondati. Io sono come San Tommaso, prima lo chiuderei tu carichi mano e poi vediamo se siamo ricchi sfondati. Così la sola assaggisce, non preoccupare, tutto finirà liscio. Come dici tu? Facciamo come dici tu. Ah, senti una cosa, dire che ci metti 50 euro curare, mi sono belli, ma ti ricciuto in tuo panale, va bene? Dice che ci vuole, che matrimonio c'è sempre. Ma come siete combinati? E non ti vorrei tanto per C'è che non piace, scivoli, Alla
le giuro a cantare, 50 euro. Chi sia via, chi si vede? Anzi, ci viene di me che dia. Aiutami! Una spicciate! Ma perché un bravo pure io? Ma perché un bravo pure io? Ma che mi stava per 20 anni. Non è qua. Non è cadato. Mi E te stava la metto? No! Adesso vedi commessa buona, mamma, vedi? Che sta facendo? Ah, quella è quella che facciamo di là. Non è che sei giuro. Stavo da dire che tu ieri, giura. Capi chi sposa tutta dolce moneta? Non fai sta chiega, via, capi. Mi raccomando, mi raccomando, zitto. Ma dove? Maria, asciuga peggio che il figlio. Tutto a posto, che ho una cosa. Sì, tutto. Sono un po' emozionata perché è il mio primo matrimonio, però tutto a posto. Quindi vi sposate, però a scuola ci dovete andare lo stesso, fino all'ultimo. A così ci te la manco di cucciama. Signora Angela, le immagini di capo. Questo matrimonio è tutto mio ancora. E a me mi piace giocare. C'è cavassati essere. Tu a dire sempre sì. Sì. No, guarda, quando te ne fui io, ma che c'è da là? Sì. Amor mio, Martino, guarda tu sei! Prego. Caro consuocero, il momento è arrivato. Vi faccio male, In un momento così gioioso non si parla mai di soldi, ve l'avete insegnato. Scusate, ma le coppie chi sono? Ma chissà qua. Chi sei che da maritare piccione? Ah, piacere. Sono il Falabella, la signorina, la brutta da sposata. Piacere. Io sono il papà delle fanciulle, la brutta, la sposata e la signorina. Piacere, anche da salvato. Ora se facciamo mettere accanto i ragazzi, cominciamo. Inizia tu qua a me, a suele, vieni a suele, te no. Però tu non te la vai a comprare tu, io. Ma cosa sai che io ci dia E dopo però la no, che da maritare. C'è l'ora no. A posto della cuffia ti offro questo mazzo di fiori, guarda che bello, ti piace no? Ancilino. Sì. Aspetta, non è il momento, aspetta. Tu mettiti accanto a... Che tu se ne male. Sono tutti italiani. Io sono Pamela, però non la cominciamo perché già non lo stesso mi sa fria. Perché mi sono bello maticcio pure. Non vedo nada poi pure. Allora, i testimoni sono le mamme, per voi va bene? Sì. Adesso darò lettura degli articoli del codice civile. Prendetevi per mano. I giorni posati, i giorni. Vediamo, non c'è mai male. Ma cosa state Sì, dopo ma facendo? faccia piacere. Ma lei dice che andiamo a pigliare mamma! Ma mica tutti, sono i futuri sposi.
licenziamo io e il mio compare qui. Volete forte araci. Giusto. Allora, articolo 144. Gli sposi qui presenti decidono loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia. Solo c'è un problema, signora Angela. Siccome noi ci stiamo finendo di costruire nuovilline e i miei figli a Monreale, questi mesi mi sembra poi dopo con Focerica, questi mesi si tengono allora. Ma fatta avanti, discutiamo solo 2 mesi. Allora, articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi di educare la prole. I figli che verranno, Maria che verranno. 18 me, ma hanno essere minimo 2 a 10 anni. Allora, tu Suelle nella brutta vuoi prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Ancilino Passalacqua? Non voglio altro, Tuccio, non voglio. Non vuole. È tutto Passalacqua. Vuoi prendere come tua legittima sposa Suelle nella brutta? Ah, vuoi? Già su tu, so padrone. Chi sto parlando di mangiare? No, compare. È un modo di dire sì. Ah, c'è Mazzia. E tu, Pamela la brutta, vuoi prendere come tuo legittimo sposo Ancilino Passalacqua? Signora dottoressa, è centate che aspetto e parlo pannapuro, ma certo che lo voglio! E tu, Ancilino Passalacqua, vuoi prendere come tua legittima sposa Pamela la brutta? Sì, ora che ne sei, sì. Ahora sí, ancora no. A tu parente, ancora ne eres. Ora tutto no. Accettami. No. Ancora. Eres di sì. No. Ora sì. No. Volori, prego no, va. A dire sì, se no io convinci, no, capisci? Convincere, a dire sì. E vincilo, io voglio io. Sì, vincilo. Che vincilo, che vincilo. Non vuole no. Quindi, anche se con difficoltà, in nome dello Stato italiano vi dichiaro marito e... Porca le sali che ci viene giusto ora la tua. Ma I nostri figli, le loro figlie, e si chiama brutta. Raffaele! Felice! Ma che ci fate? Ma che ci fanno? Ma che fai, conosci, ma lasciate? Che tu che conosci? Insomma, che te la polizia che scalda una palazzo? Ma chi sta dicendo? Ti dico che stai dicendo che la polizia che scalda una palazzo? Ma ci sale per giunfa chi? Poi adesso. brava signora. Noi facciamo parlare. Ma la signora si scudò a dire, noi puliziamo i camiscali di palazzi. Ah, ma è meglio, vogliamo piccare più fissa. Tu stai dicendo a dire, la battistrada chi? Ancora non ho capito. Aggravata. Ma perché? Che figlio? La truffa? Che c'è? Tutti voi vaccini. E poi che mi passo un po'. Che cos'è? Pigliati lo portato l'acqua. A
tu sia per il suo, vuoi? Guardate, a cui per esempio su sbellita la bene. Vita, Io ancora non ho capito quale buffa. Dico io non so niente. Signor maresciallo, ma quale frutta è truffa? Noi dovevamo sistemare le nostre figlie a truffa. Ma i nostri figli sono giusti. Io non si vince. Maresciallo, un panice parato di rossa. Noi se quindi ci camo famiglia sistemata, è ricca. Ho capito. Ma è carissimo buono. Allora a chi su? Se volevano fossero i nostri proprietari, non si capisce. La volta che non stava da tanto io, che fugare che suggia! Ma figlio, guarda le pesci. Ma di quale pesci sta parlando? Che successo? Ma tu dico un faro di salame. Siete. Ma che siete oneste? Allora eravamo oggi che volevamo fottere a noi. Pezzo grosso dell'ama, che ci passò? E non c'è il piccino. Ma viste la brugnare a fare queste cose a vostra vergogna. Ma chi io poi ti sento quello dal latte? La signora Rosa adesso sta facendo così. E noi ce ne siamo po'. La stessa cosa che ne sanno la signora Rosa. La stessa cosa. Dita chi sta chi non ha, chi sono nata chi è? Vogliamo fottere a tutti noi! Ma vedete che fuoco! Se mi affari in fe! Mi dai sempre di rubare un nemico! Ma lavoro mal fatto. Ma questa signora Rosa, io la denuncio. Ora Per me, se la può denunciare la signora, la può denunciare, è quello che ho sentito, si può denunciare. Però ci siete calmati, almeno io sono venuto per una cosa più bella oggi, mi dispiace, sono venuto per una notizia bellissima, una sorpresa, aspetta un minuto, non ti muovere, aspetta, Nicolino, Nicolino, ciao, sei Nicolino, almeno, Picche, Io per il mondo, ecco, siccome per essere in tempo, non sappia una ghida. oh, padre del case, padre del dino, oh, padre del case. Chi sei che uscimo io davanti se lo guidavo con noi? Vedi, hai uno, Chi sei? Chi sei? È il nostro fratello! Non pensava uno sciamonino. Ma tu non sai niente. Carmelo! Carmelo, che sono che dici di non sai, sì o no? Non c'è Sembra tutta notizia. Hai suonato il mio picciolo, dai. Ma che si fa? Che sono soldi qui. E ora invece di combattere con due e combattere con che scemonì! Va bene, mia figlia! Maresciallo, Dai, e pensa la pistola che mi spara! E come tutte! Papà! Che?
posso sparare, ma niente, bravo, Ma resta a me che ci sparo io! Vabbè, ma non è una cosa. Niente. Erano i fotocopi dei piccioli. I deveri erano salvate da salire via da casa. Chicca mi pare 869.000 euro. Senza un malaffare, Nefomino, la cosa mi fa male. Io dice mi scandava, ma mi fotteva dei piccioli! Così, case scarge, poi nostro meno male tua. Ha capito che io ho stato sempre intelligente. E a te che dici, ma tu ci vedo solo signorina. A me, io ti dico, a questo punto, essendo che le cose sono sistemate, se tu vuoi, perché non c'è la segnale? Va bene, venite in caserma e denunciare, va bene? Dobbiamo denunciare. In caserma. Io veramente mi sono fatto ma come ti chiami? Come non lo chiamo le chiami? Non se ne mangia proprio, invece lo sui miei anni a noi. Scusi, signor Carmelo, ma a quanto ho capito i soldi sono ancora di suo figlio. Non ti ogno niente, se tu non mi fai chiamare ma come ti chiami? Come ne do più? Sempre Pamela, ne corri. Non me lo ridare, non me lo cuidare. Come si dice in paliego, papà? O tace o non li sacchietta. O tace o non li sacchietta. È una persona che va a accettare per forza. Ma che ti pare? Da perché siamo senza picciole, siamo gente in mezza strada, ma poi tutti siamo usciti dietro, da noi siamo una famiglia per bene. Mi capito? Perciò, ma adesso la può testimoniare pure. Per me, per quello che conosco io, sono una famiglia che lavorano. Pure se si scala, lavorano, oneste, va. E allora che cosa aspettate? Unitele queste famiglie. I soldi sono l'ultima cosa a cui pensare. Ma scusate, come? Ma c'è tutta questa confusione, che se ne faccia? Voi resterete qui e continuerete ad andare a scuola come avete sempre fatto. Aspetta, siamo insieme ai miei. Oh, ci vedi, mi esci da lupo! Sì! Io sogno libera di continuare a sentire la mia musica e di maritarmi con figlio non mi sai non sai tutta mia! Gli dici poi parliamo a casa, va bene? E io finalmente trovavo un maschio KM maiuscola. E io, una femmina così, fuocosa, ma come ti chiami? Non mi ricordo come si chiama!
mamma. Ma io che punto è quando finisce? E io vincevo! Sì! L'hanno visto, Sì, però mi sembra un applauso troppo forte. Prima siamo tutti due C. Ma dice due C, si buttano tutte da 5 minuti. La passata per le tanti, era per Si 5 euro proprio si mangiano sale. 16 kg dolci, anche tu picchiate un peato per farlo fare, sì. Vabbè. Vi perdoniamo, dai. Vai con la presentazione, ti lascio la parola. Come al solito vi ringraziamo per la vostra presenza, ci venite sempre a trovare numerosi, noi siamo contenti di vedere sempre non le stesse persone, le persone che vengono ogni anno, perché vuol dire che si divertono. Ora prono. Si alla volta sempre chi presenta, allora presenta. Dai, ma un po' di ritmo nel ritmo di Siccio che c'è Milan Inter. È così. Andiamo alla presentazione della compagnia. Però prima andiamo a presentare coloro che hanno lavorato dietro le quinte, questa volta è toccata a Fatima per il trucco. E poi come suggeritrice la nostra Francesca. Io inizierei da questa splendida creatura. La dottoressa è buona, la dottoressa le pappe nasce chiamano da gioco. Lucia Coniglio. Diego Sciascia. Rosa Carretto, poetina, lassamiante. La prima sposa. Iniziamo con una puri. Ti chiamo Come ti chiami? Dillo tu. Floriana. Floriana Bianca. Dopo quello che era venuta. Scusa, però questa volta devo dire che è stato veramente all'altezza. Faccio l'euro. Dico, la mamma che ho poi a me. Come con me la spessa io c'ho la cipicchiarita. Lo sai che buongiorno. Nostro papà, tutta la mattina. Disgraziato 10 anni che mancava racca. Non ne capite però. Alla fine finitivo. Ecco, non me ne dico, non me ne voglio. Era male. Ci prende piacere, l'ha pensionato già.
chiamato? È unica! Giovanna Conti! Marcello Faranda! Allora, almeno ci sono più aggettivi. Senti, padre Romano ha già detto il nostro clown, in realtà è così. Ormai l'ho lasciato libero di scrivere perché ormai non lo posso seguire più, però ogni tanto qualche idea ce la do, vero? Sempre. Come al solito rullano i tamburi, spellatevi le mani per il nostro Giovanni Marcello. Per domenica e 10 posti per l'altra domenica. Se qualcuno vuole dire agli amici che la commedia è carina, è bella, è bellissima, io lo potrei pure dire, va bene?